Una cordiale buona serata gentili telespettatori e benvenuti al Circolo Sportivo Garbaglia, dove sta per cominciare la partita tra Zio Mauro Maccarese San Giovannella e CJ, valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie A della Lega Calcio 8. Le squadre che si affrontano quest'oggi sono in situazioni completamente antitetiche. Lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella viene da 3 sconfitte consecutive e non vince dal 16 novembre scorso. Per quanto riguarda invece il CJ, è la capolista, 24 punti, uno in più del Cotton Club, non perde dal 26 ottobre scorso, nelle ultime 6 partite ha realizzato 4 vittorie e 2 pareggi. La partita sta per cominciare con le squadre schierate secondo le seguenti disposizioni. Dalla sinistra alla destra dei volti delle schermi gioca lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella, i padroni di casa sono in completo giallo e nero. Ricordiamo sono 13 punti in classifica a metà della graduatoria e hanno 13 punti con 3 vittorie, 4 pareggi e tutte le altre sconfitte 3 nelle ultime 3 partite, un periodo non certo facile per la squadra che batte in questo momento il primo possesso e il calcio d'inizio. Dall'altra parte invece, dalla parte inversa, dalla destra alla sinistra dei vostri delle schermi, gioca il CJ in completo interamente nero. Il CJ è la capolista, prima in classifica, 24 punti, uno in più del Cotton Club, battuto 1-0 2 settimane fa. Ricordiamo che il Cotton Club è la squadra favorita di questa Lega Calcio 8, campionato che ha già vinto l'anno scorso. Attenzione intanto a questo primo attacco da parte della San Giovannella, che deve però adesso difendersi dal recupero difensivo da parte del CJ, che se ne va sulla sinistra con Starace. Starace sopra la linea di centrocampo, scarica verso gli attaccanti che provano subito a ancora una volta innescare la sua velocità, ma il passaggio di ritorno non è preciso e la palla termina sul fondo per una rimessa laterale sulla destra, battuta in questo momento dalla San Giovannella. Attenzione, ancora un pallone recuperato a centrocampo con Starace che deve difendersi dall'attacco dei giocatori di casa, scarica sulla destra all'indietro per il fratello, poi lungo rinvio da parte del portiere in direzione ancora di Simone Starace, che la prende al volo, sbaglia il tocco, la riconquista ancora la San Giovannella, che prova ad andarsene col numero 8 che viene fermato, la riconquista sempre Starace, avanza a centrocampo. Attenzione al movimento sulla destra da parte dei giocatori ospiti che tornano ancora da Starace. Sulla sinistra c'è il fratello Alessio Starace che prova a portarsi la palla sul destro, però la conclusione rimpallata, alla fine termina fuori, rimessa laterale sulla destra in zona offensiva per gli ospiti che la battono ancora in questo momento. Simone Starace fronteggia la difesa avversaria, prova a scodellare un pallone in mezzo che viene deviato direttamente tra le braccia del portiere della San Giovannella, ovvero Molonna, che rinvia in direzione di Dell'Anno, che non aggancia, o meglio aggancia ma sbaglia il controllo, e sfera che termina tra le mani del portiere del CJ. Ricordiamo che, come abbiamo detto, il CJ è primo in classifica, 24 punti, uno più del Cotton Club, battuto 1-0 2 settimane fa. Grande sorpresa perché il CJ è una neopromossa, l'anno scorso ha vinto il girone di Serie A2 della Stella Azzurra qui nella Lega Calcio 8. Questo dà dimostrazione non solo della grande preparazione di questa squadra, che ovviamente è al suo primo campionato in Serie A, ma è già prima in classifica contro tutte le aspettative della vigilia, ma soprattutto che il livello di questa Lega è ovviamente più alto di quello dell'anno scorso, si è alzato, tutte le squadre sono preparate, soprattutto quelle che vengono dalla Serie A2, grazie sia ai giocatori che l'anno scorso hanno contribuito allo straordinario risultato del CJ, sia ai nuovi innesti che sono stati appunto comprati dalla società quest'estate. Ora c'è un fallo commesso su Starace sulla sinistra e ci sarà quindi la possibilità da parte del CJ di battere un calcio di punizione qualche metro indietro del vertice sinistro dell'area di rigore. Lo Zio Mauro Maccarese schiera i seguenti 8, anzi ricordiamo tutta la rosa: Cerrone, Cipolloni, Dell'Anno, Funicelli, Lani, Marchetti, Marocchini, Moloni il portiere, Pezzo, Rossi, Russo il numero 16 e Stenbock il numero 10. Calcio di punizione adesso con Mazzesi sulla sfera, con 2 uomini in barriera per lo Zio Mauro Maccarese, fischia l'arbitro, parte Mazzesi, una conclusione bassa, respinta ancora dalla barriera e quindi rimessa laterale sulla destra, quindi dall'altro lato del campo per il CJ che attacca, rimessa con le mani, ancora una pallone di ritorno verso i compagni, poi T6 prova a scodellarla in mezzo, ancora per Starace che sbaglia però l'aggancio, provoca il contropiede della San Giovannella che se ne va. Attenzione con il numero 2 che scarica verso Dell'Anno, che si è allargato, Dell'Anno prova a rimetterla in mezzo ancora per gli attaccanti, controllo sbagliato da parte del numero 7 che se la porta addirittura vicino alla bandierina del calcio d'angolo, poi non riesce a mantenerla in campo. Comunque ottima combinazione tra il numero 9 Matteo Dell'Anno e il numero 7 Cerrone, i 2 giocatori che potrebbero sicuramente far più male sull'out destro del CJ, con lo Zio Mauro Maccarese che è sicuramente attaccato ai gol di Matteo Dell'Anno, capocannoniere dell'anno scorso, e che quest'anno ancora una volta con tanti gol sta cercando di aumentare il suo score in questo straordinario campionato.
Matteo Dell'Anno è sicuramente il leader di questa squadra, non solo emotivo ma anche in termini di prestazione. Attenzione a questa conclusione, la prima della partita, parata non certo sicura da parte del portiere con Mazzesi che poi cerca di fare buona guardia nella difesa della CJ, che riparte con Alessio Starace che scarica per vie centrali verso T6. Delle assenze importanti per il CJ oggi, Regis, Citro e Princigalli sicuramente su tutti. Una squadra rimaneggiata che però ha già dato dimostrazione di poter, anche quando ha i giocatori contati, essere pericolosa. Attenzione a questo tiro, arriva il palo e poi il gol. Tapin vincente sotto porta e 1-0 del CJ dopo 5 minuti. Vantaggio della squadra ospite, CJ avanti grazie al gol di T6. Il numero 6 che dopo un tiro in porta che si era stampato sul palo ha ribadito in rete Tapin vincente, che ovviamente porta in vantaggio gli ospiti. Squadra in nero che dopo poco più di 5 minuti qui alla Garbaglia a Fiumicino in vantaggio 1-0 contro la squadra di casa. C'è Mauro Maccarese che, ricordiamo, non vince dallo scorso 16 novembre, nelle ultime 3 partite 3 sconfitte. Dall'altra parte invece il CJ non perde dal 26 ottobre scorso, nelle ultime 6 partite 4 vittorie e 2 pareggi. Tra queste 4 vittorie è arrivata, come già detto più volte, quella contro il Cotton Club, che per il momento insegue a 23 punti a 1 di distanza, anche se adesso i punti di distanza sono diventati più di 1, perché qui il CJ sta vincendo, si sta imponendo, e con questo risultato, anche se ovviamente manca molto, allungherebbe o comunque tenterebbe di allungare sulla seconda e su tutte le altre in classifica. Nella peggiore delle ipotesi manterrebbe comunque il primato. C'è una calcio di punizione intanto per lo Zio Mauro Maccarese con 2 uomini in barriera per il CJ, punizione da molto lontano. Fischia l'arbitro, o meglio attendiamo il fischio dell'arbitro. L'effetto è in questo momento, calcio di punizione, addirittura un tiro dalla distanza. Arriva un rimpallo, poi attenzione a centrocampo, si lotta su questa sfera. Alla fine la meglio della CJ che verticalizza ancora verso gli attaccanti. T6 la tiene in campo per Giancarlo che poi scarica sulla sinistra per il tiro alto sulla traversa di poco. Molona rimette in campo la sfera con le mani, ma l'arbitro fischia, dice che probabilmente questa rimessa deve ribattersi. Seconda opportunità per il CJ, la prima è andata a segno con il gol di T6, la seconda è il tiro dalla distanza da parte del numero 16, è terminato sul fondo a pochi centimetri di distanza dall'incrocio dei pali. La porta difesa dal formidabile Molon, uno dei portieri migliori di questa Serie A della Lega Calcio 8, insieme a Galassi, insieme a De Bernardo, insieme agli altri. Molon che molte volte in questo campionato ha salvato la porta dello Zio Mauro Maccarese. Zio Mauro Maccarese che deve ritrovarsi, deve ricominciare a vincere, deve riuscire ad interrompere questo momento non certo brillante. Giancarlo in mezzo a 2, perde la palla, la recupera il numero 8 da parte della San Giovannella, ovvero Marchetti, poi lungo rinvio da parte di Molone in direzione ancora degli attaccanti. Non ci arrivano né Matteo Dell'Anno né il numero 32 Mauro Lani, e allora la sfera finisce in fallo laterale per questa rimessa che viene battuta dal CJ. Simone Starace viene prestato da Dell'Anno, una finta in mezzo a 2, Simone Starace non sa chi darla, poi scarica all'indietro verso un difensore, riceve sempre Simone Starace, ma stavolta il CJ sbaglia il disimpegno difensivo, pasticcio, rimessa laterale regalata ai giocatori della San Giovannella. Attenzione alla palla in mezzo, con questo tentativo di cross da Soter molto teso a cercare ancora Matteo Dell'Anno, che però è stato anticipato, rinvia la difesa del CJ, però in fallo laterale, rimessa in zona difensiva per la squadra di casa, colpo di testa sullo spiovente a spassare della difesa ospite, che poi cerca ancora di mantenere il pallone in campo, non ci riesce il numero 5, concede ancora una rimessa laterale. Lani, in mezzo c'è ancora il tentativo di servire il numero 10, ovvero Stenbock, senza fortuna, riceve adesso Stenbock in mezzo di prima in direzione degli attaccanti, nessuno aggancia questa sfera che termina sul fondo. Siamo quasi al 9° minuto di gioco, siamo 1-0 per il CJ. Lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella tenta una reazione, serve alla squadra del presidente Mauro Marchetti, ovviamente un risultato positivo. Intanto ci sono delle proteste con Mazzesi che critica l'arbitro per questa decisione. L'arbitro ha deciso di concedere una calcio di punizione allo Zio Mauro Maccarese San Giovannella, con invece Mazzesi, che è stato indicato come l'autore del fallo di mano, che chiedeva che il fallo di mano fosse segnato contro la San Giovannella e che quindi il tocco di mano fosse effettuato da Dell'Anno e non da lui. Ci sarà una calcio di punizione, il numero 10 Stenbock dovrebbe andare alla conclusione con 3 uomini in barriera, dovrebbe calciare col sinistro
giocatore dotato di un buon tiro. Vedremo se penserà alla conclusione diretta o seppure ci sarà uno schema, quando siamo ormai quasi giunti alla 10° minuto e quindi mancano 15 minuti, un quarto d'ora alla fine di questo primo tempo, che vede il CJ avanti 1-0 sullo Zio Mauro Maccarese. Fischia l'arbitro, parte Stenbock col sinistro, conclusione respinta del portiere, poi la palla rimane lì e viene spazzata. Ancora poi un tiro in porta, una seconda conclusione e alla fine quella vincente, la conclusione da parte del numero 8, ovvero Marchetti, ed è 1 pari qui al Garbaglia. Uno a 1 esattamente al 10° minuto di questo primo tempo, pareggio di Marchetti, una gol che ha fatto pari con quello segnato da Tisei nei primi minuti di questa partita. Lo Zio Mauro Maccarese torna sotto, tutto da rifare per il CJ, squadra quella ospite che ci ha abituato a grandi inizi, poi ad una leggera flessione e poi a grandi finali. Finora pressoché perfetta perché è prima in classifica, 24 punti con 7 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, mentre intanto attacca lo Zio Mauro Maccarese sulla destra con Lani che prova a metterla in mezzo, una doppio rimpallo, favorisce ancora il numero 32 che prova ad andarsene, alla fine perde la sfera, riparte il CJ, palla al piede, contropiede con Starace che allarga sulla destra verso T6, fa ancora in movimento Starace che viene cercato con il triangolo che però non si chiude perché l'arbitro ha fischiato un fallo laterale visto che la palla è stata controllata fuori da T6. Rimessa laterale sulla sinistra per lo Zio Mauro Maccarese e alla battuta va ancora il numero 10 Stenbock, anzi riceve il numero 10 Stenbock in questo momento col petto, serve ancora un compagno, un rinvio che è sbagliato perché recupera il CJ, poi recupera ancora lo Zio Mauro Maccarese, quindi colpo di testa verso Dell'Anno che gioca di sponda, deve girarsi, ottima apertura sulla sinistra ancora per Lani che prova questo cross che non è fortunato perché non trova nessuno all'interno dell'area. C'è stato il movimento da parte della numero 7, ovvero Cerrone, che però non è riuscito ad arrivare su questa sfera che viene rimessa in campo ancora dalla portiere della CJ con T6 in mezzo al campo che deve superare il pressing da parte degli avversari, poi ancora questo lungo lancio in direzione di Alessio Starace, nemmeno però il velocissimo numero 10 del CJ è in grado di arrivare su questo spiovente troppo lungo per tutti. Ci sarà una rimessa dal fondo della portiere Molon che va a effettuare il rinvio in questo momento. Siamo al 12° minuto, mancano 13 primi alla fine di questo primo tempo, abbiamo quasi raggiunto la metà, siamo 1-1, partita spettacolare, attenzione a Dell'Anno che stoppa di petto, perde poi la sfera, la recupera Mazzesi, ottima copertura difensiva da parte del capitano del CJ, ancora però un rimpallo favorisce lo Zio Mauro Maccarese, poi ancora il CJ, alla fine lungo rinvio, grande gioco di sponda da parte di Giancarlo che scarica per Mazzesi che va alla conclusione, tiro deviato, vediamo se c'è calcio d'angolo, l'arbitro infatti indica proprio il corner che verrà effettuato sulla sinistra, anzi no, non è corner ma rinvio dal fondo, evidentemente l'ultimo a toccare è stato un giocatore del CJ che riconsegna, in questo caso Giancarlo, la sfera tra i piedi di Molonna che la rimette in campo, lungo rilancio ancora verso il numero 11 che viene anticipato, la recupera alla fine Stenbock a centrocampo che gira sulla destra verso un compagno, verticalizzazione, Starace la recupera, poi Giancarlo gioca di sponda sulla destra verso Simone Starace che prova ad andarsene, se la porta sul sinistro, limite dell'area, Starace, lato corto sulla sinistra, ora ritorna sul destro, prova a giocare all'interno con un colpo di tacco in direzione dell'inserimento senza fortuna, alla fine arriva una palla in mezzo, un tentativo di deviazione da parte di Giancarlo che però non aggancia bene, termina sul fondo questo pallone. Siamo giunti alla 13°, abbiamo quindi superato la metà di questo primo tempo, siamo 1 pari, ricordiamo vantaggio del CJ al 5° minuto grazie a T6, pareggio al 10°, quindi soli 5 minuti dopo, di Marchetti per lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella. T6 ancora a centrocampo, lotta su questa sfera, poi si gira, serve un compagno, una finta su Marchetti che provava ad aumentare il pressing sui portatori di palla del CJ che è sempre però in possesso, poi ha qualche difficoltà sulla destra un giocatore della squadra ospite che però subisce fallo e guadagna un calcio di punizione da quasi centrocampo con uno schema oppure una cross che dovrebbe essere effettuato all'interno dell'area di rigore. Area di rigore che è occupata per quanto riguarda la squadra ospite dalla solo Giancarlo con 3 uomini della San Giovannella. 14° minuto, si attende il fischio dell'arbitro per questo calcio di punizione da molto distante, calcio di punizione che addirittura un tiro in porta teso, non certo forte, poi un altro tiro dalla distanza, stavolta effettuato da Alessio Starace che termina sul fondo. Aveva provato da una posizione abbastanza proibitiva un tiro in porta con non tantissima potenza il CJ,
tiro in porta che poi grazie al rimpallo si è trasformato in un assist per Starace. Tiro alto sulla traversa e rimessa in campo per lo Zio Mauro Maccarese, che adesso va però a commettere fallo in zona offensiva e quindi a concedere un calcio di punizione agli avversari, che la rimettono subito in campo con Simone Starace, pressato altissimo da parte di Cerrone. Starace prova a verticalizzare in direzione ancora di Alessio Starace, arriva però l'intervento da parte di Marchetti, che fa buona guardia in difesa, scarica verso il portiere, passaggio rischioso, ancora Marchetti, lungo lancio in direzione degli attaccanti che vengono anticipati, non però nel migliore dei modi, il controllo è sbagliato, rimessa laterale sulla sinistra in zona offensiva per lo Zio Mauro Maccarese, palla in mezzo ancora per Cerrone, che deve girarsi, preferisce ancora scaricare verso un compagno defilato sulla sinistra, in mezzo a due, in mezzo ci sono gli attaccanti, arriva questo cross, spazza la difesa del CJ con Alessio Starace che fa buona guardia, la mette ancora in fallo laterale sempre in zona offensiva per lo Zio Mauro. Stenbock si porta la palla sul sinistro, prova a defilarsi sempre sulla sua fascia di competenza, perde la sfera, recupera ancora il CJ, poi un altro rimpallo favorisce sempre Stenbock prova a metterla in mezzo all'indietro verso Dell'Ano, che non arriva alla conclusione perché viene anticipato, poi il possesso è sempre per lo Zio Mauro, che torna all'indietro direttamente da Molon, lungo lancio con i piedi da parte dell'estremo difensore, fa buona guardia in mezzo alla difesa avversaria Mazzesi, poi la sfera è comunque per gli uomini in nero, che guadagnano una rimessa laterale sulla destra dopo questo intercetto da parte di Dell'Anno. Rimessa in campo con le mani, con Simone Starace a centrocampo che prova ad avanzare, imposta l'azione allargando sulla destra, movimento di T6 che verticalizza, non viene però cercato, si preferisce sempre agire per vie centrali con Simone Starace, triangolo che si chiude con il gioco di sponda da parte di Giancarlo. Simone Starace salta un avversario, si defila sulla sinistra, ha due uomini davanti a sé, fa muro la difesa della San Giovannella, che adesso si chiude, fa ricominciare il CJ dalla difesa con Starace, che poi trova il passaggio filtrante, ancora una palla in mezzo per Starace, dato conto dell'area di rigore, conclusione e miracolo da parte di Molon. Grandissima occasione per il CJ, creata dal palleggio, con questo inserimento da parte di Alessio Starace, che ha concluso con la sinistra. Grande parata da parte di Molon, attenzione a questo calcio d'angolo sul secondo palo, colpo di testa a spazzare, poi Matteo Dell'Ano non arriva su questa sfera che è troppo lunga anche per il velocissimo numero 9, che concede una rimessa laterale ancora agli ospiti. Simone Starace, il CJ a fare la partita in questo frangente, cerca di tornare in vantaggio, ma perde la sfera, provoca il contropiede degli avversari. Attenzione a questa azione, 3 contro 3 Dell'Anno, palla sulla destra, Dell'Anno prova a metterla in mezzo, il cross viene intercettato ancora dalla difesa, che però è sotto pressione, sempre Dell'Anno, applica un grande pressing sul difensore, lo costringe ad una serie di finte che alla fine però premiano lo sforzo della retroguardia della squadra ospite, che se ne va contropiede. Alessio Starace, intervento in scivolata da parte di un difensore, e dovrebbe arrivare anche il primo giallo. Vediamo se l'arbitro prende questa decisione. Sì, è proprio così. Ammonizione, il primo ammonito della gara è per lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella e è il numero 6, ovvero Funicelli. Siamo giunti quasi al 18°, mancano quindi poco più di 7 minuti alla fine di questo primo tempo, siamo 1 pari, ricordiamo vantaggio della CJ alla quinto grazie a T6, pareggio al 10° di Marchetti, entrambi su 2 rimpalli, uno addirittura quello del CJ dopo aver colpito un palo, è arrivato il tapin vincente di T6, dopo invece una parata del portiere è arrivato il tapin vincente da parte di Marchetti, che con un tiro al volo ha beffato ancora l'estremo difensore ospite. Attenzione a questo calcio di punizione con Simone Starace che ci prova di esterno destro, palla che dritta per dritta esce sul fondo, potente alla sotterra ma non certo precisa, nessun pericolo per la porta difesa da Molon, che va a rinviare in questo momento. Aspettiamo il rinvio con le mani di Molon, lungo lancio a centrocampo con la palla che viene recuperata ancora dai giocatori in nero, con Giancarlo che scende a centrocampo per giocare di sponda, in mezzo a 3 se ne va Giancarlo, alla fine viene messo giù, è il secondo fallo consecutivo da parte di Funicelli, il primo è costato l'ammonizione, il secondo no, ma attenzione al numero 6 dello Zio Mauro Maccarese San Giovannella, che è stato il primo finora unico ammonito di questa partita e che è sicuramente un giocatore esposto a commettere molti falli. Ora un calcio di punizione battuto non certo nel migliore dei modi dal CJ, che però ottiene il massimo risultato possibile, ovvero un calcio d'angolo per un errore in controllo difensivo della difesa della San Giovannella. Calcio d'angolo sulla destra, palla sul primo palo, colpo di testa a spazzare da parte dei giocatori di casa, poi tiro dalla distanza effettuato ancora da Simone Starace. Sul fondo, larghissima questa conclusione. 19°, 6 alla fine, 1-1, attacca il CJ, si difende lo Zio Mauro Maccarese, che però
attenzione perché può far veramente male con la velocità dei suoi giocatori. Uno su tutti, Matteo Dell'Anno, il bomber, il numero 9, che sappiamo essere capace di guizzi letali per le difese avversarie. Ora calcio di punizione battuto dalla San Giovannella con Mirko Pezzo alla battuta. Cross in mezzo a cercare ancora gli attaccanti, colpo di testa a spazzare da parte della difesa del CJ, che però perde ancora la palla, recupera Stenbock, Cerrone in mezzo a due, lotta con Mazzesi, Cerrone alla fine alla meglio, deve girarsi perché spalle alla porta, in mezzo a tre, scarica verso la difesa che è pressata, lungo lancio ancora verso Dell'Anno che viene anticipato, Stenbock centrocampo non aggancia, prova il CJ ad andare in contropiede, ma arriva alla fine la chiusura importante di Alessandro Cipollone che evita pericoli alla difesa della squadra di casa, che deve però ancora stare a guardare gli attacchi avversari con Starace che scarica all'indietro verso un compagno, ci sarebbe Mazzesi da servire al centro della difesa, si ricomincia infatti proprio da lui, ancora passaggio sulla destra in mezzo a due, ottimo gioco di gambe, prova ad andarsene ancora il numero 5, ovvero Perucca. Perucca scarica ancora verso Starace, T6, sempre Perucca sulla sinistra, fronteggia Stenbock in verticale verso gli attaccanti con Giancarlo che ha qualche difficoltà ad agganciare questo pallone, alla fine ci riesce, poi ancora Perucca scarica all'indietro per Simone Starace che se la porta sul sinistro, può anche concludere, effettua il tiro, un rimpallo, alla fine Molon si salva in qualche modo e va a provocare addirittura il contropiede da parte della sua squadra che viene fermata poi in fallo laterale, anche se forse prima c'è stato un fallo, vediamo, il fallo però è stato commesso dai giocatori del CJ su quelli dello zio Mauro Maccarese, fallo commesso dal numero 16 Andrea Carpinetti e quindi ci sarà calcio di punizione per i gialloneri quando siamo al 21esimo, a 4 dalla fine, più eventuale recupero che secondo quelle che sono le nostre impressioni non dovrebbe essere concesso dall'arbitro perché di interruzioni ce ne sono state veramente poche. Ora tiro dalla distanza da parte di Simone Starace, alto sulla traversa, tra l'altro la nostra impressione è forse suffragata dal fatto che non ci sono stati time out e quindi che non c'è nessun tipo di motivo da parte dell'arbitro per concedere quel minuto di recupero che di solito si concede quando una o anche entrambe le squadre vanno a chiamare il time out. Attenzione alla palla in mezzo con le mani da parte della San Giovannella, dalla rimessa direttamente, spazza la difesa del CJ che però lotta ancora a centrocampo, doppio colpo di testa con Carpinetti che prova a lanciare T6 sulla destra senza fortuna perché la sfera è troppo lunga e la palla vagante viene facilmente recuperata dai giocatori di casa che battono la rimessa, lunga verticalizzazione verso Matteo Dell'Anno che viene ancora una volta sovrastato dalla fisicità di Mazzesi che paga ovviamente in velocità contro Dell'Anno ma che sappiamo essere fisicamente dal punto di vista dei centimetri anche della forza superiore alla numero 9 dei padroni di casa che ora si difendono ancora con Carpinetti a centrocampo, verticalizzazione verso T6 che gioca in mezzo all'attacco, allarga ancora per il numero 5 che prova a rientrare, scarica verso Simone Starace che se la porta sul destro, Starace non è il suo piede il destro, scarica quindi verso compagno che prova ancora il passaggio di ritorno, triangolo che non si chiude, contropiede Dell'Anno, attenzione velocissimo, allarga sulla destra verso Cerrone, fa tutto bene Dell'Anno, lo stop, il gioco di sponda, alla fine sbaglia il passaggio, troppo lungo per Cerrone che non riesce ad arrivare su questa palla vagante. Siamo ormai al 23esimo, mancano poco più di 2 minuti alla fine di questo primo tempo, siamo 1-1, partita vivissima con le squadre che giocano ad altissimo ritmo, ad altissima intensità, anche se rimangono corte in campo e non accennano assolutamente a scoprirsi per poi essere preda di pericoli. Attenzione intanto a questo spiovente che alla fine termina addirittura in rete, ovviamente c'è stato un fischio. L'arbitro poi fischia perché c'è stato un time out che è stato chiesto dai giocatori della San Giovannella, quindi 1 pari al 23esimo, primo time out, 2 alla fine. Meno di 2 minuti alla fine di questo primo tempo, 1-1, qualche protesta in campo dopo il time out chiamato dalla panchina della San Giovannella, siamo 1 pari, è passato in vantaggio dopo 5 minuti di CJ grazie a T6 che ha ribadito in rete un tiro che era capitato poi sul palo della porta difesa da Molon, ha pareggiato al 10° lo zio Mauro Maccarese grazie al gol ancora in tapin vincente da parte di Marchetti che ha ribadito in rete una conclusione respinta, un altro time out secondo in qualche secondo, stavolta chiamato dalla panchina del CJ. Si ritorna in campo quando manca poco più di un minuto alla fine di questo primo tempo, siamo 1 pari, nel corso dell'ultimo minuto sono stati chiamati 2 time out rispettivamente dalla panchina della San Giovannella e poi da quella del CJ. Le squadre evidentemente preparano questi ultimi attimi della prima frazione, poterseli giocare al meglio vale ovviamente un'importante carta poi da presentare alla tavola al momento del secondo tempo
Ricordiamo che questo risultato non va bene a nessuna delle due squadre perché non darebbe al CGI la certezza di mantenere la testa della classifica, visto che il Cotton Club, il Checco dello Scapigollo e il Golbet stanno giocando contemporaneamente, così come non darebbe la possibilità allo Zio Mauro Maccarese San Giovannella di uscire dal periodo nero e di interrompere questo momento senza vittorie della squadra che oggi gioca in casa, che dura dal 16 novembre scorso con 4 partite senza vittorie e 3 sconfitte consecutive nelle ultime 3, tra l'altro anche abbastanza pesanti. L'ultima 5-2 contro il Code 272, una squadra che era in fondo alla classifica fino a qualche settimana fa e che adesso piano piano sta risalendo. Ora calcio di punizione che verrà battuto da Stenbock, lungo lancio in direzione ancora degli attaccanti con la palla che poi scorre sul fondo senza che nessuno possa intercettarla. Manca precisamente un minuto alla fine di questo primo tempo, siamo 1 pari e il portiere del CJ, ovvero il numero 1 Boni, va alla battuta, la rimette in campo con Simone Starace che deve fronteggiare il pressing da parte della difesa avversaria, anzi dell'attacco avversario. Attenzione alla sfera recuperata da parte dello Zio Mauro Maccarese col numero 11 Marocchini che stava per concludere, è stato però fermato, rimessa laterale, colpo di testa, attenzione perché la palla termina sul fondo di pochissimo. Buona opportunità per lo Zio Mauro Maccarese che si è conquistato una palla in attacco col pressing ai danni del portatore di palla avversario, c'è effettivamente riuscito, ha battuto questo fallo laterale, colpo di testa dal fallo laterale appunto da parte di un giocatore della squadra di casa, fuori di poco, pericolo per il CJ che deve ancora difendersi, contropiede 3 contro 2, attenzione perché arriva un brutto fallo di Mazzesi, arriva anche l'ammonizione per il capitano del CJ. Fallo e ammonizione per Mazzesi che ha bloccato in sostanza una contropiede dello Zio Mauro Maccarese che sarebbe stato pericolosissimo perché erano 3 contro 2 con la palla che stava per essere scaricata sulla destra dopo un dribbling da uno dei giocatori che ovviamente andavano a condurre la manovra e che scavalcando Mazzesi si sarebbero in pratica trovati 3 contro 1. Uno era il difensore più ovviamente il portiere del CGI Leonardo Boni che a quel punto sarebbe stato veramente in grossi guai. Calcio di punizione, una delle ultime azioni di questo primo tempo, parte Stenbock col sinistro anche se siamo praticamente da centrocampo, 3 uomini in barriera, Stenbock conclusione, viene respinta dalla barriera, ma non c'è tempo di poter ripartire per il CJ perché l'arbitro fischia alla fine del primo tempo, 1 pari, ci vediamo per la ripresa. Sta per ricominciare questa partita con il secondo tempo e le squadre schierate a parti invertite, dalla sinistra alla destra dei vostri delle schermi gioca il CJ in completo nero, la squadra ospite che affronta oggi i padroni di casa dello Zio Mauro Maccarese San Giovannella che si schierano invece dalla destra alla sinistra dei vostri delle schermi in completo giallo-nero. Qui alla Garbaglia di Fiumicino siamo per il momento 1 pari con il vantaggio del CJ dopo 5 minuti di gioco del primo tempo grazie a T6, vantaggio che però non è stato più tale 5 minuti dopo al 10° a causa del gol siglato dai padroni di casa e più precisamente da Marchetti che ha ribadito in rete un tiro parato dalla portiere Boni. Si riparte col CJ in possesso palla, Giancarlo all'indietro verso Mazzesi, allarga per Simone Starace, c'è sulla destra disponibile il numero 5 ovvero Peluca che però non viene cercato, si preferisce invece un lancio in verticale dove però non c'è nessuno. Aspettava la palla Riccardo Peruca senza però vedere i suoi desideri esauditi, si è preferito lanciare in verticale a cercare la fisicità di Giancarlo e le lunghe leve di Carpinetti. Ne è venuta fuori una deviazione ed una rimessa laterale battuta dal CJ in questo momento che perde la sfera, poi la riconquista, poi la perde ancora. Arriva l'intervento in tackle da parte dei giocatori dello Zio Mauro Maccarese e quindi rimessa laterale sulla destra per il CJ con il numero 5 Perucca con le mani verso Carpinetti, ottimo gioco con il tiro e la grande respinta da parte del portiere. Grande giocata da parte di Carpinetti, assist col petto verso Starace che ha concluso, grande parata ancora di Molon, attenzione intanto alla conclusione, palo incredibile e poi attenzione a questa azione in mezzo all'area e arriva forse un fallo e forse un calcio di rigore, vediamo.
Momenti concitatissimi della partita con un'occasione per il CJ, palo, poi sulla respinta al momento dell'inserimento da parte di uno degli attaccanti è arrivato un fallo da parte della difesa dello Zio Mauro Maccaresia che ha concesso un calcio di rigore dato dall'arbitro al CJ che ha l'opportunità di battere e di riportarsi in vantaggio. C'è Mazzesi sulla sfera, Mazzesi che può colpire la squadra di casa che ancora protesta contro l'arbitro. Non siamo francamente riusciti a capire se fosse giusto o meno il calcio di rigore, ci limitiamo a guardare Mazzesi, conclusione, spiazza il portiere, è 2-1, torna in vantaggio al CJ e siamo solamente al secondo minuto della ripresa. Grande filo! Oh, andiamo, Taro, dai, oh! Batte da centrocampo lo Zio Mauro Maccarese che è tornato sotto 2-1, tutto da rifare per la squadra di casa che era riuscita a pareggiare contro la prima in classifica, anche se in casa ovviamente della squadra che la ospita, quindi lo stesso Zio Mauro Maccarese. Ora è sotto ancora 2-1, serve un altro sforzo per arrivare il pareggio, sforzo che stava per arrivare in questo momento con la verticalizzazione verso Matteo Dell'Anno, che però al momento di andare a scavalcare il portiere è stato proprio anticipato dall'estremo difensore Boni, che è uscito sui suoi piedi e ha bloccato il tentativo della numero 9 dello Zio Mauro Maccarese di andare a segnare quello che sarebbe stato il suo ennesimo gol in questo campionato. Ora cure mediche del caso ricevute da Dell'Anno che viene incitato ad alzarsi con l'arbitro che ovviamente si sincera delle sue condizioni. Si riparte, palla alla CJ, siamo al terzo minuto di gioco, lungo lancio verso gli attaccanti che vengono anticipati, recupera ancora lo Zio Mauro Maccarese con Cerrone che se ne va sulla sinistra, se la porta sul destro, allarga dall'altra parte verso un compagno, si tratta proprio di Dell'Anno che si è rialzato e si è subito messo in movimento, perde però la sfera perché lo riconquista sempre la squadra ospite con il tentativo di Alessio Starace di andarsene, viene fermato in mezzo a due, alla fine l'unica cosa che riesce a fare è quella di guadagnare una rimessa laterale che è pur sempre un buon risultato, anche se il fallo laterale verrà battuto dietro la linea del calcio d'angolo, del centrocampo, con le mani in direzione ancora degli attaccanti. Starace stavolta non controlla a causa anche della pressing da parte dei difensori della San Giovannella che recuperano, ora però la riperdono, sempre il CJ in avanti con T6 che prova a verticalizzare verso Giancarlo che sbaglia il controllo, voleva portarsi la palla sul destro per poi cercare di penetrare la difesa della San Giovannella sulla destra, sulla stessa fascia quindi di sua competenza, senza fortuna. Rimessa laterale battuta da Pezzo che la riesce comunque a mantenere in campo dopo un controllo non perfetto. Rilancio di Molon sui piedi però dei giocatori del CJ, solamente maglie nere in quella parte di campo. Alla fine ne guadagna comunque una rimessa laterale la San Giovannella che ne esce molto bene. Matteo Dell'Anno allarga sulla sinistra verso l'inserimento da parte del numero 11 che viene fermato. Ancora la difesa del CJ molto attenta che se ne va a centrocampo con Carpinetti che viene messo giù falosamente. Buon fallo conquistato dal numero 16. Le sue lunghe leve ma anche le sue veloci leve hanno funzionato per l'ennesima volta. Siamo al quinto minuto di gioco, siamo 2-1 per il CJ che si è riportato in vantaggio grazie ad un calcio di rigore battuto da Filippo Mazzesi, il capitano e il leader di questa squadra. Dopo 2 minuti dall'inizio di questa ripresa, attenzione intanto alla conclusione, arriva la deviazione che salva Molon che sarebbe stato veramente di fronte ad un tiro potentissimo, anche se forse centrale, scagliato da Alessio Starace. Deviazione che porta comunque ad un corner sulla sinistra, lo batte Starace col destro, palla sul primo palo, viene spazzata dalla difesa della San Giovannella che deve però sempre difendersi, ancora con le mani Starace verso il fratello Simone che in mezzo a due prova a destreggiarsi, poi alla fine diventano 3 i marcatori, alla fine commettono fallo su di lui, questo infatti è l'avviso dell'arbitro, mentre i giocatori dello Zio Mauro Maccarese tentavano di battere addirittura una rimessa laterale sulla destra. Poi un attimo di nervosismo tra Marchetti e lo stesso Simone Starace che era a terra. Vediamo se ci sarà qualche provvedimento disciplinare per questo fallo di reazione da parte di Marchetti che aveva incitato con tanti mezzi, oltre alle parole, Simone Starace di rialzarsi. Non sembrano essere arrivati i cartellini gialli, si riparte con una rimessa laterale, dovrebbe essere questa la decisione dell'arbitro e non quindi un fallo per il CJ. E lo Zio Mauro Maccarese in possesso palla, siamo al sesto minuto, mancano quindi 19 primi alla fine di questa partita, qualche attimo di nervosismo in campo, nervosismo anche comprensibile perché questa partita è dall'inizio che è stata giocata con grande ritmo di intensità dalle due squadre, possesso palla sì, verticalizzazioni sì,
capacità da parte degli attaccanti di favorire gli inserimenti da parte dei centrocampisti, gioco sulle fasce, tanti tiri in porta. Le squadre, nonostante tutto questo, non si sono ancora allungate, mantengono un buon equilibrio e una buona formazione in campo. E adesso Molon la va a battere con i piedi, lungo lancio con Mazzesi che però fa buona guardia, rinvia addirittura al volo verso il portiere della San Giovanella, che può andare ancora una volta a raccogliere la palla sul fondo e a rimetterla in campo, tra le proteste però dei giocatori del CJ, che ancora una volta sono impegnati nel criticare l'atteggiamento da parte dei giocatori del Mauro Maccarese, con l'arbitro che per il momento non prende provvedimenti. Ancora il colpo di testa da parte di Carpinetti, poi un altro stacco di testa stavolta dei giocatori della San Giovannella, che provano a far inserire il numero 16 sulla sinistra, che però viene fermato dall'intervento di Perucca, che scarica verso Mazzesi. C'è ancora pressing da parte dei giocatori dello Zio Mauro Maccarese, che poi devono difendersi. Lungo lancio verso l'aggancio di Giancarlo non fortunato, alla fine la palla la prende Molona che rinvia, Mazzesi stacca di testa, ancora un intervento al volo da parte dei giocatori di casa che provano a metterla in mezzo, ennesimo rinvio da parte della difesa nera e quindi rimessa laterale sulla destra per lo Zio Mauro Maccarese, che torna da Molon con i piedi, rilancia a centrocampo, stop errato da parte di Carpinetti, che regala una rimessa laterale sulla sinistra ai giocatori di casa. Attenzione alla palla in mezzo verso Cerrone, che prova questa conclusione, un doppio rimpallo, favorisce però il CJ, che può ripartire in contropiede anche se sono 3 contro 4. Starace prova ad allungare verso di 6, ottimo cross, anche se Rasoterra intercettato dalla difesa ottimamente con lo Zio Mauro Maccarese, che si salva ancora. Ora imposta molto bene l'azione, ne esce palla al piede con il numero 16 Funicelli, che se ne va sulla sinistra. Arriva però un intervento da parte della difesa della CJ e quindi rimessa laterale per lo Zio Mauro Maccarese, con le mani ancora verso Dell'Anno, che viene fermato da Mazzesi che va subito a prolungare per il numero 14 Giancarlo, poi prova a mettere il cross da quella posizione del campo molto defilata. Nessuno riesce ad agganciare questa sfera che attraversa tutta l'area di rigore. Subito battuto il fallo laterale per la San Giovannella, con un rinvio a cercare ancora Dell'Anno. C'è stato però un fallo. Il CJ è veramente pericoloso quando attacca, vale a dire quasi sempre, e anche quando riparte dopo essersi difesa. Dall'altra parte lo Zio Mauro Maccarese ci sta mettendo, oltre che tanta qualità, sicuramente tanta voglia, tanta grinta. Per il momento non basta, perché arrivati al 9° minuto siamo 2-1 per il CJ, con Mazzesi sulla pallone. CJ che è a 15 minuti esatti dalla possibilità di rimanere ancora una giornata in testa alla classifica, e con anche la possibilità addirittura di allungare. Attenzione intanto a questa conclusione che finisce sul fondo, con Mazzesi ancora una volta pericoloso dalla distanza. La rimette in campo il portiere Molon, che allarga sulla destra. Ancora sfera per l'estremo difensore della San Giovannella, che però ha qualche difficoltà adesso a controllare questo pallone, con un pasticcio commesso dalla retroguardia dei giocatori di casa. Alla fine vediamo se riescono a spazzarla. Una serie di finte da parte del numero 20 sulla sinistra, che prova a combattere contro il pressing altissimo di T6. Pezzo è bravissimo su quella zona del campo, ancora non perdere la sfera. Alla fine però la perde, la recupera Giancarlo contro 2, defilato sulla fascia vicino alla linea del fallo laterale, girato con le spalle alla porta. Deve però al massimo commettere fallo, perché aveva perso il pallone, ha tentato di fermare la ripartenza da parte dei giocatori di casa, che adesso avranno un calcio di punizione dalla loro difesa per uscire dalla pressing applicato dagli attaccanti della CJ e tentare di costruire una buona azione offensiva. Subito sulla destra, lungo lancio ancora verso gli attaccanti, con Dell'Anno defilato sulla sinistra, inciampa sul pallone, riesce comunque a mantenere il possesso, alla fine guadagna anche un fallo laterale sulla sinistra, la rimette in campo con le mani, riceve ancora Dell'Anno dopo il triangolo che si chiude. Dell'Anno salta un avversario, prova a saltare anche un secondo, alla fine tira, scarica questo tiro che viene rimpallato, sempre rimessa laterale per lo Zio Mauro Maccarese. Marchetti prova a metterla in mezzo verso gli attaccanti, alla fine il cross è troppo sul portiere, con Boni che esce, la branca in presa, rilancia con le mani sempre verso Giancarlo, che prova a giocare di sponda di destra per l'inserimento di Alessio Starace, che però non c'è stato. Non si sono capiti due, con Giancarlo il bomber, il centravanti della CJ, che cercava un inserimento sulla sinistra da parte di Alessio Starace, senza fortuna, perché il numero 10 non era riuscito ad inserirsi proprio su quella fascia di campo, quella di sua competenza. Ora ancora un lancio in avanti per il CJ, che poi perde la palla, la riconquista alla fine con T6 che la mantiene, lungo lancio sulla sinistra, a scodellare ancora verso gli attaccanti. Arriva la buona chiusura da parte di Marchetti, che è stato anche l'autore dell'unico gol finora segnato dal Zio Mauro Maccarese.
Ora le squadre sono molto lunghe in campo, si gioca a lanci da una parte e dall'altra. Alla fine ne esce vincitrice da questo contrasto la San Giovannella, che può con un po' di calma ricostruire l'azione offensiva con Pezzo cercato sulla sinistra per vie centrali verso un compagno che allarga su Marchetti, che ha la pressione di Starace, deve tornare addirittura da Molon, manca la velocità, manca la capacità di saltare l'uomo da parte dei giocatori dello Mauro Maccarese, che hanno difficoltà a costruire la manovra offensiva. Dall'altra parte è tutto tranne che la carenza del CJ, che invece ha dimostrato veramente di essere una squadra che per il momento merita il primo posto. Si è venuto a giocare il risultato anche qui a Fiumicino contro una squadra forte, contro una squadra che in casa sbaglia poco, contro una squadra soprattutto che ha fame e che dopo 3 sconfitte consecutive cerca un risultato positivo. Adesso rimessa laterale sulla sinistra in zona offensiva, quando siamo giunti alla 12esimo, con il CJ che attacca ancora con le mani in mezzo a cercare Carpinetti, colpo di testa, parata di Molon che alza sulla traversa. Calcio d'angolo sulla sinistra per il CJ, che ancora una volta proverà ad attaccare la porta difesa da Molon. Calcio d'angolo battuto col cross sul secondo palo, poi attenzione a questo tentativo da parte di Starace di farsi pericoloso, stoppava al limite dell'area dopo un rinvio da parte della difesa dello Mauro Maccarese, che adesso deve ancora fare buona guardia su questo controllo di T6 che non arriva sulla palla, difesa ottimamente dai giocatori in giallo-nero con Funicelli che combatte su questo pallone, arriva però un intercetto ancora della difesa ospite, poi gioca in gamba tesa alla fine il numero 5 della San Giovannella, ovvero Emanuele Rossi. Fallo e calcio di punizione per il CJ, 13esimo, 12 primi alla fine di questa partita, avanti la squadra ospite che vede a soli 12 minuti di distacco la possibilità di mantenere la testa della classifica. T6 dalla destra arriva addirittura un tiro, forse la peggiore delle ipotesi possibili da considerare, perché il tiro è totalmente velitario, finisce alto sulla traversa, la rimette in campo Molon, a lungo lancio della San Giovannella in direzione ancora a Di Dell'Anno, che viene per oggi sovrastato fisicamente, pochi palloni giocabili per il numero 9 che ha avuto grosse difficoltà contro Mazzesi e contro Carpinetti, soprattutto che sulle verticalizzazioni e sulle palle aeree l'hanno veramente messo in difficoltà. Ora ancora la San Giovannella che attacca con Cerrone sulla destra, che prova ad andarsene per vie centrali dalla destra verso il centro. Viene messo giù dopo un tentativo di dribbling. Calcio di punizione per lo Mauro Maccarese con Marchetti che va a battere. Marchetti è una specie di conclusione rasuterra non certo potentissima, mi ha dato un tiro in cross. Viene respinta dalla difesa del CJ, che adesso però deve guardarsi bene dall'attacco dello Mauro Maccarese con Pezzo che va a battere con le mani per vie centrali verso Cerrone, stop e poi gira subito di prima verso un compagno, uno spiovente con Pezzo che prova ancora a staccare di testa, reclama un fallo che secondo lui dovrebbe essere stato commesso da T6, l'arbitro però non fischia, tutto regolare, palla al CJ che batte questa rimessa, colpo di tacco addirittura di T6 in direzione degli attaccanti che vengono però anticipati, poi attenzione perché la palla è giocabile sempre per lo Mauro Maccarese che in attacco guadagna una rimessa laterale con Dell'Anno che la mette in mezzo verso Cerrone, palla di ritorno ancora per Dell'Anno, poi anzi Cerrone la mantiene, prova a giocarla sulla bandierina del calcio d'angolo, alla fine la perde, poi lungo lancio in direzione ancora di Giancarlo che si lamenta per una eventuale trattenuta che secondo lui è stata applicata da Cipollone, l'arbitro però non fischia, si riparte con la San Giovannella davanti con Cerrone che ha un pallone giocabile sulla destra, la rimette in campo con la rimessa laterale, colpo di destra di Dell'Anno, triangolo che si chiude, Cerrone, cross dalla destra, viene respinto dalla difesa del CJ che rilancia, poi Marchetti di testa, ancora uno spiovente verso Cerrone, sempre la difesa del CJ fa buona guardia, la rinvia fuori e quindi fallo laterale per la San Giovannella e torna in campo il numero 11 il numero 10 scusate Stenbock ed esce il numero 5 Emanuele Rossi che ha giocato pochi minuti oggi qui alla Garbaglia di Fiumicino. Attenzione a Marchetti che prova ad andarsene sulla destra, doppio dribbling, il secondo però non è fortunato, recupera con un tackle difensivo ancora il CJ che deve sempre però difendersi, lungo lancio verso il numero 16 che ha qualche difficoltà a controllare la palla, non riesce poi nemmeno a toccarla. Comunque il movimento di Russo era molto buono perché guadagna una rimessa laterale che viene battuta, attenzione a questo pallone spiovente sulla sinistra, Pezzo la lascia uscire, guadagna una rimessa con le mani verso Dell'Anno, ancora una volta anticipato dai giocatori del CJ con Mazzesi oggi veramente leader difensivo inossidabile che riesce a contrastare per l'ennesima volta i giocatori della San Giovannella che adesso devono difendersi. Attenzione a questa verticalizzazione con Giancarlo che è pericolosissimo quando c'è da rincorrere la palla e che attacca
la difesa in velocità, la difesa che per il momento sta reggendo bene. Ricordiamo, i 2 gol sono arrivati su un tap-in vincente e su un calcio di rigore. Tap-in vincente anche il gol dello Zio Mauro Maccarese, che comunque non riesce a creare delle azioni offensive pericolose. Adesso tiro da parte di Stenbock alto sulla traversa e poi fischia l'arbitro del timeout chiamato dal CJ. Dopo il timeout chiamato in campo dalla CJ si ricomincia per questi ultimi 8 minuti, siamo al 17esimo. Il CJ, quindi la squadra ospite, avanti 2-1 qui alla Garbaglia, con la squadra di casa, lo Zio Mauro Maccarese San Giovannella, che deve rincorrere sotto di un gol. Ricordiamo, i marcatori hanno segnato T6 al quinto del primo minuto, ha pareggiato al 10° per lo Zio Mauro Maccarese Marchetti. È arrivato poi il gol ad inizio ripresa dopo appena 2 minuti ancora del CJ, stavolta su calcio di rigore di Mazzesi, che per il momento è quello che decide la partita. 7 minuti alla fine, con le mani la portiera in direzione ancora degli attaccanti, con Giancarlo che prova a smistare di testa verso l'inserimento del numero 4 appena entrato, senza fortuna. Poi ancora Mazzesi fa buona guardia al centro della difesa, riesce a mantenere il pallone in campo T6, che lotta veramente come un leone su entrambe le fasce, sia la destra che la sinistra. Poi attenzione a questo tentativo da parte di Giancarlo di saltare 2 avversari. Alla fine arriva un contrasto che perde con un difensore della San Giovannella, che conquista una rimessa laterale sulla destra. L'arbitro però dice che è addirittura controfallo, perché i giocatori di casa hanno battuto male, e quindi rimessa laterale che viene adesso assegnata al CJ. Quando siamo al 18esimo, mancano 7 minuti alla fine di questa partita, siamo 2-1, con il CJ che a questo punto è in attacco per provare a chiudere definitivamente la partita, ma che deve stare attento a queste incursioni da parte dei giocatori di casa. Vediamo l'arbitro che fischia un fallo di Dell'Anno su Mazzesi, quindi viene accontentato il giocatore capitano del CJ, che reclamava una trattenuta da parte del numero 9 avversario. Dell'Anno protesta, anche se non sono sicuramente proteste molto acuite. Adesso un gioco in gamba tesa da parte di T6 e quindi calcio di punizione per lo Zio Mauro Maccarese. Lungo lancio con Dell'Anno che prova a staccare di testa, perde questo contrasto, guadagna una rimessa laterale sulla sinistra, rimane anche a terra, anche se non è nulla di grave, dovrebbe rialzarsi tra qualche istante con la rimessa che viene battuta al numero 19 Cipollone. E lo Zio Mauro Maccarese che tenta, quando mancano 6 minuti alla fine, siamo al 19esimo, di andare a pareggiare questa partita, che per il momento è appannaggio del CJ, che ha sicuramente espresso più intensità in campo e soprattutto ha avuto in più la capacità di poter saper materializzare con l'ultimo passaggio il bel gioco creato, anche se la San Giovannella ha giocato molto bene per quanto riguarda l'intensità, il ritmo e anche il possesso palla. Ora ancora Giancarlo che prova una percussione sulla destra contro Lani, che alla fine lo ferma. Il fallo laterale per il CJ, 19esimo, 6 alla fine, la rimette in campo con le mani il neoentrato, vale a dire il numero 4 Colizza. Attenzione a questo incredibile gol sotto porta, Carpinetti fa 3-1 e probabilmente chiude la partita a 5 dalla fine. Un gol che probabilmente fa terminare qui tutte le speranze dello Zio Mauro Maccarese di poter ritornare su questa partita. 3-1 segnato da Carpinetti, che sotto porta ha deviato una rimessa laterale battuta sulla destra dal neoentrato per il numero 4 Colizza, che si è reso subito utile. È stato, possiamo dire, il jolly di questa partita. Lo Zio Mauro Maccarese forse sta subendo un passivo troppo pesante per il gioco mostrato, ma ha comunque ancora 5 minuti di tempo, forse qualcosa in meno, per recuperare, con Pezzo che va alla conclusione, un cross in mezzo all'aria con il CJ che però riesce a spazzare. Giancarlo ancora in mezzo a 2, la gioca alla grande, alla fine però è l'ultimo a toccare perché il rimpallo lo sfavorisce. Stenbock la rimette in campo, lascia però la battuta poi a Pezzo, che con le mani effettua questa rimessa verso Marchetti, che viene sovrastato. Ancora Pezzo con il colpo di testa. Alla fine però l'arbitro fischia, c'è un fallo che viene assegnato ai giocatori dello Zio Mauro Maccarese, con Lani che va alla battuta di questo calcio di punizione. C'è stato un fallo commesso su Marchetti da parte di un difensore del CJ, tra le proteste ancora della squadra ospite. Ora calcio di punizione con il numero 8 Marchetti alla battuta, è lui il tiratore scelto per queste situazioni. Il calcio di punizione qualche metro dietro il vertice sinistro dell'area di rigore, 3 uomini in barriera per il CJ che deve difendersi a 4 dalla fine, con Mazzesi che incita i suoi compagni. Marchetti, aspettiamo il fischio del direttore di gara, parte il numero 8 dello Zio Mauro Maccarese, conclusione alta sulla traversa.
la rimettono in campo ancora il portiere Boni con le mani. Lungo lancio a cercare Giancarlo che stoppa in mezzo a tre difensori. Giancarlo può temporeggiare, poi prova l'1 contro 1, se la porta sul destro. Ottimo lavoro del centroavanti del CJ che sta giocando benissimo. Attenzione poi ancora a Perucca che salta un avversario dopo una finta. Matteo Dell'Anno oggi non pervenuto, possiamo dire, al centro dell'attacco, gran difficoltà per lui. Giancarlo ancora pescato in mezzo da Di6, sbaglia l'aggancio, prova ad andarsene ancora allo Zio Mauro Maccarese che va in contropiede. Niente da fare però per il numero 11 che viene fermato. La riconquista sempre la squadra ospite che adesso ha un unico obiettivo, quello di controllare questo match, far scorrere i minuti che mancano, vale a dire 3 alla fine di questa partita, e portare a casa il risultato che sarebbe l'8ª vittoria in questo campionato, il 7º risultato utile consecutivo e soprattutto varrebbe 27 punti in classifica. Vetta mantenuta in attesa che le altre giochino. Male che vada vetta mantenuta, perché nel caso le tante inseguitrici, il Baci Immobiliare, il Cotton Club, il Checco dello Scapicolo, il Golbet, vadano a sbagliare una partita, ci sarebbe un allungo in classifica che vorrebbe probabilmente dire titolo di campione d'inverno per il CJ, che ha assolutamente come obiettivo questo traguardo parziale, per non dire quello finale, vincere il campionato di questa Serie A della Lega Calcio 8 per presentarsi in prima posizione ai playoff e quindi alle finali. Ora però deve difendersi. Lungo lancio dopo il cross in mezzo all'area con il colpo di testa da parte dei giocatori della CJ che però controllano e permettono al portiere Boni di riprendere questo pallone, di rinviare a centrocampo. C'è un errore in stacco da parte di Carpinetti che provoca recupero ancora da parte dello Zio Mauro Maccarese. Da Matteo Dell'Anno un fazzoletto si gira, uno dei pochi lampi di questa partita del numero 9, il tiro però viene respinto. Ancora Dell'Anno cercato al limite dell'area, viene fermato, Carpinetti va a rinviare. Dalle parti però di Molona c'è solo l'estremo difensore dello Zio Mauro Maccarese da quella parte del campo, arriva un rinvio che però è completamente fuori, sbaglia Molon, concede la rimessa laterale alla CJ che a questo punto ha un solo minuto e mezzo davanti a sé per andare a conquistare l'8ª vittoria di questo campionato, il 7º risultato utile consecutivo e, male che vada, come già detto, a mantenere la vetta della classifica in attesa che giochino gli altri. Attenzione al pallone recuperato da Marchetti, Stenbock in mezzo a 2, si gira, scarica ancora per il numero 19 Cipollone che allarga sulla destra per un compagno, può arrivare un cross, preferisce fare tutto da solo Marchetti che va l'1 contro 1, anzi era il numero 11 ovvero Marocchini che però ha commesso fallo sul marcatore. Era forse l'ultima speranza dello Zio Mauro Maccarese che a 40 secondi dalla fine è sotto 3-1 e è disperatamente alla ricerca di almeno un gol, quello del 3-2 che potrebbe riaprire il match negli ultimi attimi. Vedremo se l'arbitro deciderà di concedere dei minuti di recupero o ovviamente se li concederà, quanti ne concederà. Ancora a lungo rinvio con il CJ che fa buona guardia, si trascina però la palla fuori, in questo caso il numero 8 Simone Starace. Rimessa laterale in zona offensiva per lo Zio Mauro Maccarese, in mezzo a cercare ancora gli attaccanti, c'è un fischio, si deve ancora una volta ribattere questa rimessa contro fallo con l'arbitro che in questo caso è stato molto fiscale e che ha impedito a Marocchini di effettuare questa rimessa perché quando l'aveva effettuata aveva evidentemente o calpestato la linea oppure messo il pallone in campo quando era ancora in movimento o magari guadagnato troppi metri rispetto alla posizione nella quale era stata assegnata questa rimessa. La rimette in campo il CJ, una delle ultime azioni, Mazzesi spazza dove però non c'è nessuno, né maglie nere né maglie giallo-nere, rimessa laterale sulla destra per lo Zio Mauro Maccarese che è la disperata ricerca di un gol ma che vede svanire tutte le chance di vittoria. Attenzione alla numero 11 Marocchini che prova ad andarsene, taglia tutto il campo, va addirittura ad occupare la bandierina del calcio d'angolo sulla sinistra, poi alla fine però l'arbitro fischia, c'è fallo e c'è un'ammonizione ancora per un giocatore del CJ. Ci sarà un calcio di punizione per lo Zio Mauro Maccarese quando mancano in sostanza 20 secondi alla fine di questa partita, con il CJ avanti 3-1 che vede veramente vicinissimo il traguardo dell'8ª vittoria in campionato, ha davanti qualche secondo di partita da giocare ed un calcio di punizione che sta per essere battuto dalla squadra di casa con il numero 9 Matteo Dell'Anno e il numero 32 Lani sulla sfera e 3 uomini in barriera per gli ospiti. Parte Lani, finta, poi scarica per Dell'Anno, conclusione respinta dalla barriera
era forse, se non l'ultima, una delle ultime opportunità per lo zio Mauro Maccarese, la disperata ricerca di un gol che però non arriva. Stenbock la mette in mezzo, spiovente in area di rigore, non c'è però più tempo, fischia l'arbitro, il CJ mantiene la testa della classifica, 8ª vittoria in campionato, 27 punti, e in attesa che giochino le altre è ancora la capolista di questo campionato che la vede per il momento in pole position per il titolo di campionessa d'inverno.